tragica scia di sangue sulle strade del Padovano poco dopo la mezzanotte a Legnaro, lungo la Piovese, un'auto di grossa cilindrata è uscita di strada, niente da fare per le 3 persone che erano a bordo, si tratta di 2 uomini e una donna. E una tragedia sfiorata sullo svincolo tra la A13 e la A4 tra Padova Est e la zona industriale. Un pullman si ribalta con 60 persone a bordo, arrivava da Roma ed era diretto in Romania. Sono 2 fratelli di 16 e 18 anni e un amico di 19. Le vittime dell'incidente è avvenuto invece nel Veronese, a Veronella. L'auto è finita in un canale, a dare l'allarme un quarto giovane che è sopravvissuto. L'arresto di Matteo Messina Denaro, numero 1 di Cosa Nostra, latitante da 30 anni, l'operazione dei carabinieri del Rossi. Il boss aveva soggiornato alcuni giorni nel Trevigiano, a Salgareda. Vicenza violenta rissa nel fine settimana che ha visto il coinvolgimento di decine di giovani. I poliziotti stanno ancora indagando per cercare di identificare i protagonisti e decidere i provvedimenti da adottare. A Marghera un bengalese picchiato da 3 persone, l'aggressione è stata ripresa, il video gira sui social e un altro episodio di violenza che allarma la comunità bengalese. È tornata la neve sull'altopiano ma i fiocchi cadranno anche a bassa quota, in arrivo nei prossimi giorni anche il freddo polare. Buonasera, ben ritrovati in diretta, eccoci, edizione del Veneto dei telegiornali di Antenna 3. Prima di iniziare dalla pagina consistente purtroppo di cronaca anche questa sera, vi sottopongo il sondaggio che vi proponiamo in vista della nostra trasmissione di prima serata. Ring, benzina, prezzi medi da esporre, serve a ridurre i costi secondo voi? Per rispondere di sì 0422 1626 691, per rispondere invece di no, che secondo voi non serve, 0422 1626 690. Tema caldo naturalmente quello del rincaro dei carburanti, di cui parleremo poi al Ring dalle 21:15 su Antenna 3. La tragica scia di sangue allora sulle strade del Padovano, era passata da poco la mezzanotte a Legnaro lungo la Piovese quando un'auto di grossa cilindrata è uscita di strada, niente da fare per le 3 persone che erano a bordo. Pareva che si buttò giù a casa. La botta sta forte. Una sorta di campo di battaglia come se fosse esplosa una bomba. Questa è la scena che si sono trovati davanti, la signora che è stata la prima a soccorrere i tre occupanti dell'Audi e poi i soccorritori. L'auto era posizionata proprio in questo punto con il muso davanti e completamente capovolta. Una vittima è stata sbalzata fuori dall'abitacolo, le altre 2 sono rimaste intrappolate tra le lamiere. Non resta quasi nulla della potente Audi A6 di proprietà di Edward Doi, 45 anni, nato in Albania ma residente a Pontelongo. È una delle 3 vittime del terribile schianto lungo la strada regionale piovese. Con lui viaggiavano Diego Rampazzo, 46 anni, di Sant'Angelo di Piove di Sacco, e Martina Pagnin, 46 anni, di Legnaro, morti tra i rottami accartocciati del veicolo. Era da poco passata la mezzanotte in via Romea a Legnaro. L'Audi A6 con i 3 amici a bordo arrivava da Sant'Angelo di Piove di Sacco. Non pioveva, ma l'asfalto era viscido. Cosa sia accaduto lo stabiliranno le indagini condotte dai carabinieri. Il veicolo è quasi certamente volato fuori strada finendo nel fossato. La sua corsa è terminata contro il muretto di questo ponticello dove l'auto si è fermata per poi essere sbalzata sulla ghiaia. Una scena impressionante quella che si è parata davanti ai soccorritori. Un campo di battaglia con pezzi dell'auto sparsi dappertutto, sulla ghiaia del cortile della casa, nel fossato. Lo specchietto retrovisore interno è volato così lontano da infilzarsi nel vetro della finestra al primo piano dell'abitazione dove è stato recuperato in mattinata dai carabinieri. Per estrarre i corpi incastrati nell'abitacolo, i soccorritori, i vigili del fuoco, il personale del SUEM hanno lavorato quasi 4 ore. Una notte terribile per Vittoria che vive qui con Titina. Sapete che è spaurata perché con 90 anni, una certa età, ti senti ste botte e te sei. Non so niente di cosa che si tratta. Sempre tanta paura. Alle 13 invece di oggi allo svincolo che dalla A13 conduce in A4 si è ribaltato un pullman con 60 persone a bordo, immediato l'allarme, il bus arrivava da Palermo ed era diretto in Romania.
Solo il guardrail è riuscito a bloccare la caduta del pullman, che per poco non è finito nella scarpata che costeggia l'autostrada. All'interno 52 persone spaventatissime che sono state tratte in salvo. Il grave incidente questa mattina lungo la A13 all'altezza dello svincolo di Missione sulla A4 in direzione Milano, a pochi metri dal casello di Padova Est. Il pullman, partito da Palermo e diretto in Romania, mentre stava percorrendo la curva si è inclinato rischiando di capovolgersi e finire nella scarpata. All'interno tutti stranieri, la gran parte romeni che stavano facendo ritorno in patria. 10 persone sono rimaste ferite. I soccorsi sono arrivati da Venezia e Padova. 2 persone sono rimaste ferite in modo più serio, gli altri sono stati portati in ospedale per i controlli, a bordo anche tanti bambini fortunatamente rimasti illesi. L'autobus era partito ieri pomeriggio da Palermo, una sosta a Bologna e poi la tappa in stazione a Padova prima di ripartire per la Romania, ma poco prima di uscire dall'autostrada è avvenuto l'incidente. Sulla rampa di accelerazione per riprendere l'autostrada ha perso il controllo e si è appoggiato letteralmente sul guardrail, che per fortuna ha fatto bene il suo lavoro, per cui ha scongiurato che l'autobus potesse finire nella scarpata sottostante. La polizia stradale ha effettuato l'alcol test all'autista ed è risultato negativo. Non abbiamo dubbi. Indubbiamente quella è un tratto di strada dove la velocità consentita è 40 km/h, quindi adesso faremo le verifiche sulle velocità e come mai in effetti ha sbagliato completamente la traiettoria della curva, questo è sicuro. Il tratto autostradale è stato chiuso per consentire ai vigili del fuoco e ai soccorritori di raggiungere la zona dell'incidente. Lunghe code si sono formate in direzione Milano fino al pomeriggio. Una scia, abbiamo detto, di sangue che era iniziata ieri con l'incidente costato la vita a 3 giovanissimi nel Veronese, auto finita in un profondo fossato pieno d'acqua che non ha dato scampo a 3 dei 4 occupanti della vettura. Un fratello e una sorella di 18 e 16 anni e un amico di 19, tutti di origini indiane e residenti a Monteforte d'Alpone. Sono loro le vittime del tragico incidente di ieri pomeriggio a Veronella. L'unico sopravvissuto, un ventenne, ferito, è invece ricoverato all'ospedale di San Bonifacio. L'incidente ha preceduto di poche ore l'altra strage sulla strada, quella di Legnaro nel Padovano, e ricorda per certi versi anche i sinistri costati la vita tra Mestre e San Donà di Piave ad altri 4 ragazzi. Anche in questo caso la vettura su cui viaggiava la compagnia di amici è finita contro il guardrail del ponte che attraversa l'Alpone in via Battello Zerpano. Dopo l'urto la macchina è finita nella scarpata e l'abitacolo si è trasformato in una trappola mortale per 3 di loro. Il quarto occupante della vettura è riuscito a uscire dal portellone del bagagliaio e a dare l'allarme, ma all'arrivo dei soccorritori, intervenuti con 3 mezzi tra ambulanze e automedica, per gli altri occupanti dell'auto non c'era più nulla da fare. Sul posto anche i vigili del fuoco da Caldiero, Lonigo e Verona, che utilizzando l'autogru hanno tirato su la macchina consentendo ai sanitari di raggiungere i ragazzi all'interno dell'abitacolo, tutti ormai senza vita. Veniamo ora invece all'arresto del boss Matteo Messina Denaro, latitante da 30 anni. Aveva soggiornato per alcuni giorni anche in Veneto, lo aveva rivelato un collaboratore di giustizia. L'arresto del boss di Castelvetrano, considerato la primula rossa della mafia, ha portato indietro la memoria al novembre del 2019, quando nella Marca e poi in tutta Italia, in una cantina in località Campo di Pietra, frazione di Salgareda, si sarebbe rifugiato per qualche giorno uno degli ultimi grandi capi della criminalità organizzata siciliana, che da oltre 30 anni era iscritto nel registro del Viminale tra i più ricercati d'Italia. Il boss avrebbe usato come nascondiglio la casa del palermitano Vincenzo Centineo, coinvolto nell'ambito dell'inchiesta sui casalesi di Eraclea, e la notizia del suo passaggio in Veneto si era sparsa rapidamente. Era uscita da un informatore, adesso non so come si funzioni, che diceva che aveva soggiornato in una cantina gialla, se non ricordo male le parole vecchie, insomma, in una cantina gialla qui a Sagrera. Ora, cantine gialle ce ne sono tante, ma io conosco anche tutti. Io non penso, insomma, allora sia se non ricordo male gli scambi che avevamo avuto con le forze dell'ordine e con la prefettura dicevano che la notizia non era attendibile, però io questo non lo so. Le rivelazioni furono allora quelle di Emanuele Merenda, ex esattore della mafia e membro di un'organizzazione criminale in Veneto, smantellata poi dall'inchiesta sull'infiltrazione della camorra casalese sul litorale. A Salgareda il sindaco Favaretto ricorda l'impegno collettivo contro l'illegalità e mostra con orgoglio un segno della vicinanza a chi lottando contro la mafia ha perduto la vita.
Abbiamo pensato a questo murales anche per il significato che ha nel nostro territorio, dalle notizie che si sentono, queste eventuali infiltrazioni. E anche il luogo è stato scelto apposta vicino alle scuole, vicino ai plessi sportivi, in modo da dare un grosso impulso verso i giovani, verso i ragazzi. L'arresto di Matteo Messina Denaro non è solo un forte segnale di legalità, ma anche di speranza per il futuro del paese. È il commento del presidente della regione Luca Zaia a seguito del blitz che ha messo fine alla latitanza del pluriricercato. E sull'arresto del boss dei boss è intervenuto anche il ministro della giustizia Carlo Nordio, il trevigiano Carlo Nordio, che ha parlato proprio di bella giornata per la giustizia italiana. Oggi è una bella giornata per la giustizia italiana perché è stato catturato il più pericoloso dei latitanti mafiosi. Questo dimostra, attraverso la benemerita opera della magistratura e delle forze dell'ordine, l'insegnamento di Giovanni Falcone. La mafia è un fenomeno umano e come tutti i fenomeni umani può e deve finire e può essere vinta secondo gli intendimenti e l'operazione del nostro governo. Ora nel Vicentino, con una violenta rissa nel fine settimana che ha visto il coinvolgimento di decine di giovani, i poliziotti stanno ancora indagando per cercare di identificare gli autori di questa rissa e decidere quali provvedimenti adottare. Torna la movida violenta in città. Sulla maxi rissa scoppiata sabato notte in zone industriali, gli inquirenti della questura stanno esaminando in queste ore tutti i filmati disponibili per ricostruire e identificare i responsabili di quanto accaduto. Due bandi di giovani verso le 4:30 si sono affrontati in via del commercio nei pressi della fiera. Calci, pugni e sprangate hanno visto come protagonisti un gruppo di ragazzi per lo più di origini magrebine e una compagnia di giovani statunitensi. La via che di giorno vede svolgersi un'intensa attività lavorativa, di notte invece e soprattutto nei weekend si trasforma. Numerosi locali che chiudono a tarda ora e che attirano frotte di avventori, molti dei quali annebbiati dai fumi di alcol e droga. Da qualche banale discussione a fronteggiarsi a mani nude il passo è breve. Nonostante l'allarme lanciato subito, in attesa dell'arrivo delle volanti della polizia intervenute in massa, la zuffa era già scoppiata e la situazione poteva peggiorare, come testimoniano queste immagini, girate da un testimone e finita nelle chat dei social più diffusi. Nel fuggi generale, all'arrivo degli agenti, non ha impedito ai poliziotti di recuperare le testimonianze e cercare di identificarne i responsabili. Un passaggio al pronto soccorso si è reso necessario per verificare chi potesse riportare ferite compatibili con una rissa. Vista la gravità dei fatti e il numero delle persone coinvolte, il questore deciderà nelle prossime ore quali saranno i provvedimenti necessari da adottare. Di un pestaggio vi diamo conto invece da Marghera, vittima un cittadino bengalese. L'aggressione è stata ripresa e il video gira sui social. Pugni, calci in 3 contro 1, immagini forti che indignano e destano paura. Il video lo hanno postato sui social i numerosi residenti dei palazzoni della Cita a Marghera. Nel filmato 3 individui aggrediscono violentemente un cittadino bengalese di 32 anni, Reza Lake, colpevole di aver negato una sigaretta ad uno dei 3 aggressori. Al diniego del bengalese, l'assalitore ha preteso come nulla fosse dei soldi, poi è scattata la violenza di gruppo. Quello che è successo a Marghera è una cosa inaccettabile. Un discorso, se una persona chiede in modo gentile, una persona può anche dire di sì. Visto che questa persona gli ha chiesto in modo arrogante, ha detto di no. A quel punto questo ragazzo italiano gli ha chiesto: allora dammi i soldi. Anche alla seconda richiesta Reza ha detto no. A quel punto questo ragazzo gli ha sferrato un schiaffo molto forte alla quale Reza ha reagito. A quel punto sono intervenuti altri 2 ragazzi e lo hanno aggredito a sangue fino a portarlo al pronto soccorso. Il 32enne bengalese ha ricevuto colpi e battuto violentemente la testa a terra. Portato al pronto soccorso da un'ambulanza, è stato tenuto in osservazione fino a sera per un forte trauma cranico. Ben inserito nella comunità dove lavora come cameriere, in queste ore si trova ancora a casa in stato di shock, incredulo per quanto gli è accaduto.
In queste ore intanto cresce lo sdegno della comunità bengalese che non ha intenzione di restare a guardare. Dopo il velo strappato alla giovane mamma bengalese il 10 dicembre scorso, sempre alla Città, questo nuovo episodio di violenza crea ulteriore allarme e preoccupazione. Lo ribadisce il portavoce della comunità, Prince Olauder. Noi non possiamo accettare delle situazioni del genere, perché già un po' di settimane fa è successo che è stata aggredita una persona senza un motivo, solo perché si vestiva diversamente. Queste cose non è più accettabile, noi chiediamo alle forze dell'ordine che intervengono. Ora sui Colli Iberici, dove un'area agricola è stata trasformata in una discarica abusiva. Barberano Mossano, un terreno agricolo tra i Colli Iberici trasformato in discarica abusiva. La Guardia di Finanza di Vicenza, nell'ambito dei servizi di controllo economico sul territorio, ha portato a termine una operazione in materia di polizia ambientale. Gli uomini della tenenza di Noventa Vicentina hanno individuato un'area di circa 400 metri quadrati dove erano stati abbandonati rifiuti di vario genere come pneumatici, materiale plastico e ferroso, scarti di lavorazioni edilizie, vetri e vecchio mobilio. Il terreno, ubicato in una zona isolata, è accessibile solo attraverso una strada bianca lontano dalle principali vie di comunicazione. Le sterpaglie, che nel frattempo sono cresciute tra i rifiuti, indicava che quell'area al confine con il comune di Zovencedo era diventata una vera e propria discarica a cielo aperto frequentata da tempo. Il sindaco del comune, immediatamente allertato dai finanzieri, ha emesso un'ordinanza affinché il proprietario del fondo residente a Vicenza avvii a sue spese la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti e il ripristino della salubrità dei luoghi. Abbiamo prontamente emesso un'ordinanza sindacale notificata al proprietario con l'impegno e l'obbligo appunto di rimuovere questi rifiuti entro 30 giorni. Conto che il proprietario si stia attivando per fare ciò. Quello che mi preme dire ed insistere con i cittadini è quello di segnalare prontamente il ritrovamento di questi rifiuti e ovviamente non abbandonare più, perché è una pessima abitudine e sgradevole il fatto di abbandonare rifiuti nel territorio. Abbiamo una raccolta differenziata e un ecocentro che lavorano bene. Ora qualche istante di pubblicità, ci fermiamo per qualche attimo ma torneremo tra pochissimo. Di nuovo in diretta, edizione del Veneto dei telegiornali di Antenna 3. Parliamo ora degli insulti razzisti dagli spalti a una giocatrice del Vicenza Calcio femminile. Solidarietà alla giovane, condanna del gesto da parte dell'amministrazione comunale. Manifestazioni di solidarietà che si moltiplicano, quelli nei confronti della giovane calciatrice del Vicenza Calcio femminile, oggetto di insulti anche a sfondo razziale provenienti dagli spalti ieri, subito dopo la decisione dell'arbitro di estrarre il cartellino rosso a carico della giocatrice biancorossa durante la partita di Serie C disputata sul campo di Tavernelle tra Vicenza e Jesina femminile. A rendere noto e denunciare il fatto mediante una videodichiarazione su Facebook la presidente del Vicenza Calcio femminile Erika Maran. E le offese sono: bestia, sei scura, bestia. Dunque, la cosa che mi ha sconvolto è che a dire bestia sia stata una donna dagli spalti grida bestia ad un'altra donna in campo. 15 gennaio 2023, stiamo ancora parlando di queste cose. Come presidente mi occupo ogni giorno di tutelare le mie ragazze affinché stiano bene in campo, affinché si sentano realizzate, affinché si sentano ragazze, bambine, ragazze, donne, affinché nessuno si permetta di offenderle come è accaduto oggi. Sull'episodio sono intervenuti oggi il sindaco di Vicenza Francesco Ruco e l'assessore allo sport Matteo Celebron, che hanno portato la solidarietà dell'amministrazione locale definendolo un gesto inaccettabile che non ha nulla a che vedere con i valori dello sport e della convivenza civile. In mattinata il vice sindaco ha contattato telefonicamente la calciatrice per esprimerle a voce solidarietà e vicinanza.
2 ragazzi sono stati arrestati dagli agenti delle volanti della questura di Verona per il reato di rapina aggravata in concorso. Un 18enne e un 25enne hanno aggredito il proprietario di un appartamento che li ha sorpresi mentre stavano compiendo un furto. Si sono scagliati contro l'uomo, l'hanno colpito ripetutamente con una mazza da baseball e un manico di scopa in modo da guadagnarsi la fuga. Sono già noti entrambi alle forze dell'ordine, bloccati dai poliziotti che hanno sequestrato anche materiale ritenuto provento di furto. E per questo il 25enne è stato anche denunciato per ricettazione, porto d'armi ed oggetti atti ad offendere. Il giudice ha convalidato l'arresto e ha disposto nei confronti di tutte e due la misura della custodia cautelare in carcere. Voltiamo decisamente pagina, lasciamo la cronaca, andiamo alla politica. A Treviso, prima tappa veneta per Stefano Bonaccini in corsa per la segreteria nazionale del Partito Democratico. Vediamo. Diamoci da fare, abbiamo il tempo per rimontare. Nella vita, come in politica, si può perdere, l'importante è non perdersi, no? Adesso si vota a Treviso, si vota a Vicenza, mi raccomando, uniti, alleanze larghe, alleanze civiche, fatte non per battere gli avversari, nel senso che il programma è ciò che fa la differenza. Dalla trattoria Due Mori, storico quartier generale dello sceriffo Giancarlo Gentilini, il governatore dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini, in tour per promuovere la sua candidatura a segretario del Partito Democratico, suona la carica di fronte a una platea di parlamentari, amministratori ed elettori. Prima tappa veneta che include i 2 capoluoghi al voto in primavera, Treviso e Vicenza, e quelli che per i Dem sono diventati dei modelli, Padova e Verona. Io non temo che il PD finisca, come mi chiedono, temo la sua irrilevanza, che è diverso e persino peggio. Se divento segretario garantisco che al governo ci torneremo solo quando vinceremo le elezioni. Abbiamo anni per metterci al lavoro, non sarà facile, però io penso che si può recuperare e se non lo pensassi non sarei qui. Serve un Partito Democratico che abbia più rapporti con i territori. Se divento segretario e rimane questa legge elettorale, vi garantisco che la prossima volta i candidati e le candidate al Parlamento li scelgono i veneti con le primarie. Movimento 5 Stelle o Terzo Polo, Bonaccini si dice favorevole a una collaborazione che vada oltre le appartenenze in Parlamento come nei territori. L'aiuto reciproco con il Veneto durante la pandemia ne è un esempio lampante, dice il candidato Dem, tornato sul tema dell'autonomia. Io non vorrei che la Lega stia scommettendo prima delle elezioni lombarde su uno scalpo da esibire ai propri elettori, perché dire no all'autonomia differenziata sarebbe un errore clamoroso anche politico. Infine i timori rispetto ai progressivi tagli alla sanità pubblica, da qui il valore simbolico dell'omaggio di Bonaccini alla castellana Tina Anselmi. Proprio l'Anselmi fu protagonista di una delle riforme più straordinarie che si sono fatte nell'Italia repubblicana, con l'introduzione del sistema sanitario nazionale, ed oggi stanno tagliando ed è un problema gigantesco. Ora parliamo di imprenditoria femminile. Nel 2022, secondo i dati della Camera di Commercio, le imprese femminili crescono rispetto agli anni precedenti nella Marca, soprattutto nel settore delle costruzioni. Nel Bellunese invece è registrata una lieve flessione. Passo dopo passo non si ferma la marcia dell'imprenditoria femminile trevigiana. A dirlo i dati del 2022, che vedono crescere il settore di 157 aziende in più rispetto all'anno precedente, aggiornando il dato complessivo a quasi 16.200 sedi nella Marca. Una marcia rosa sempre più affollata, la cui strada per il 2023 è tracciata dal nuovo piano delle attività approvato dalla Giunta Camerale lo scorso dicembre, piano che prevede uno stanziamento massimo pari a 50.000 euro. Un piano corposo perché non dimentichiamo che l'imprenditoria vale un quinto del sistema economico trevigiano, il numero è anche bellunese, per cui un'attenzione particolare al settore dell'imprenditoria femminile data da una progettualità che veda la formazione, l'analisi, cioè tutti i temi che servono a far crescere l'imprenditoria femminile. Imprese femminili che fanno bene anche al termometro dell'occupazione. Nella Marca infatti gli addetti salgono a più di 42.300, una geografia imprenditoriale che vede crescere i servizi alle imprese e alle persone, oltre che il comparto del commercio. Ma non solo, nel 2022 a crescere anche il settore delle costruzioni. Sappiamo che il mondo delle costruzioni ha avuto un fortissimo incremento legato anche agli aspetti del superbonus 110%. Effettivamente vediamo e notiamo anche la componente straniera dell'imprenditoria femminile che va a pesare nel settore delle costruzioni per un 30%. E se i dati trevigiani disegnano un trend in crescita, la provincia bellunese invece registra una lieve flessione, con 6 aziende in meno rispetto al 2021.
Belluno è aggravato, diciamo, dallo spopolamento, dalla denatalità, che pesano sul numero, no, delle imprese, anzi portano a una diminuzione della presenza di imprese femminili sul territorio. Parliamo del meteo ora, perché l'inverno fa sul serio e porta sull'altopiano dei 7 comuni neve e freddo. Da domani temperature giù a picco e arriva pure l'allerta della Protezione Civile. C'è voluto qualche giorno in più del previsto, ma alla fine l'inverno è arrivato anche in altopiano con il suo bagaglio di freddo e neve. I primi fiocchi si sono già fatti vivi nei paesi, imbiancando tetti e prati che mostravano macchie di colore decisamente fuori stagione. Il peggio, o il bello, dipende dai punti di vista, deve però ancora venire. Da domani è previsto un forte abbassamento delle temperature in altura che potrebbe portare le minime fra mercoledì e giovedì fino a 10 o 15 gradi sotto zero anche ad Asiago, Gallio e dintorni. Le massime faticheranno a salire sopra lo zero per tutta la settimana e probabilmente si rivedrà qualche nevicata nei prossimi giorni. La notizia regala una boccata d'ossigeno al comparto del turismo invernale dell'altopiano, alle prese con temperature decisamente sopra la media e con le aree innevate che si stavano restringendo sempre di più. Spazio quindi agli sport invernali, ciaspolate e camminate incluse, anche se qualche timore per una viabilità non sempre all'altezza si fa sentire. Nel frattempo la Protezione Civile ha dichiarato lo stato di attenzione per nevicate per i fondovalle alpini dalle ore 12 di domani fino alla mezzanotte di mercoledì. Il limite della neve è infatti in abbassamento a quote collinari, mentre nelle prossime ore saranno possibili accumuli di qualche centimetro anche nei fondovalle. Per il resto, possibile qualche fiocco di neve sulle zone di collina, non escluso che sia misto a pioggia anche su pianura centro-occidentale in occasione di eventuali. È tutto, grazie per essere stati con noi. Ora l'edizione di Venezia come sempre e quindi le previsioni del tempo. Arrivederci. Non ammirare Vittorio Veneto, ma vieni a viverla. Scarica l'app. Benvenuti al meteo. Una serie di intense perturbazioni portano sull'Italia una fase decisamente fredda con venti forti, pioggia e neve fino a bassa quota. Il dettaglio di martedì 17 gennaio. Sul Veneto avremo parziali schiarite fino al primo mattino, poi nuvolosità in aumento con cielo coperto e precipitazioni diffuse, specie nel corso del pomeriggio. Limite delle nevicate intorno ai 400 metri sulle prealpi fino a fondovalle sulle Dolomiti. Non è escluso qualche fiocco anche a quote collinari. Permane il pericolo valanghe in montagna. Venti in pianura moderati da nord-est, temperature in calo, minime tra -2 e 4 gradi, massime invece tra 4 e 7 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia e Giulia. Al mattino cielo coperto, a seguire piogge moderate o localmente abbondanti, quota neve a circa 400-500 metri. Temperature minime tra 3 e 7 gradi, massime sui 7-10 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige. Avremo anche qui precipitazioni diffuse con nevicate possibili anche a quote molto basse. Temperature minime sotto lo zero, massime intorno ai 4 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Non ammirare Vittorio Veneto, ma vieni a viverla. Scarica l'app.